sono Aprili Paolo, ci troviamo a Santa Maria di Zevio. La mia azienda è una società agricola, Aprili Giorgio e Paolo, e coltiviamo principalmente fragole, lamponi e more. Io ho iniziato intorno all'età di 18 anni, 19, subito dopo le scuole. Però sono sempre venuto in campagna con mio padre. Durante il periodo estivo, delle vacanze estive, venivo in campagna, oppure nel doposcuola, quando c'era tanto da fare, venivo in campagna. Mio padre ha acquistato il terreno all'incirca ai primi anni '80 e da qui ha cominciato la coltivazione delle fragole. Tuttora coltiviamo le fragole, lui più grosso modo fine anni 90, primi anni del 2000 è andato in pensione, però tuttora ci segue e ci dà ancora una grossa mano nello svolgere i lavori. La mia collaboratrice principale è mia sorella Cristina e poi abbiamo circa 25-30 persone stagionali durante la raccolta. La mia giornata più o meno si svolge la mattina presto. Se la raccolta inizia alle 7, io alle 6 sono già in campagna, fino alle 7:30, 8 sto ancora lavorando. È un lavoro che serve molta tenacia, però mi piace e lo faccio volentieri. La zona di Santa Maria di Zevio, e più in particolare anche Raldon, è sempre stata una zona vocata per la coltivazione delle fragole. Avevamo iniziato con un po' di pinocampo e un po' di serra. Adesso siamo tutti sotto la serra. Classico tunnel veronese ha una storia molto lunga, nel senso che è partito ancora 50 anni fa con i primi tunnel che erano di legno, fino ad arrivare ai giorni nostri che è fatto in ferro con l'arco, come lo vedete adesso. Si sfrutta il fatto della serra chiusa all'inverno per avere un anticipo, per anticipare la produzione, così riusciamo a diluire molto di più la raccolta. Nei mesi più caldi viene utilizzato una vernice ombreggiante che viene spruzzata sopra i teli, che ci dà la possibilità di abbassare la temperatura. La storia della nostra azienda con Sant'Orsola è una storia che parte ai primi anni 2000, dove abbiamo iniziato con la commercializzazione delle fragole fuori dal periodo del Trentino, conferendo a Sant'Orsola. Il motivo principale per cui siamo soci in Sant'Orsola è il fatto che siamo seguiti a livello tecnico, che secondo me è la parte più importante nel lavoro agricolo. Il ciclo della fragola inizia ad agosto. Piantiamo una pianta a radice nuda all'incirca intorno al 20 di agosto. Parte la vegetazione e riesce a fare un ciclo di produzione nei mesi autunnali, ovvero ottobre e novembre si raccolgono delle fragole. Dopodiché arriva l'inverno. Durante i mesi invernali tra dicembre e gennaio vengono pulite tutte le piante, vengono messe a riposo e la pianta in sé ripartirà intorno a febbraio, dove comincerà la vegetazione, la rifioritura per avere la raccolta primaverile. Con i nostri campi di fragole facciamo la lotta integrata, ovvero si eseguono i lanci degli insetti utili per il controllo delle malattie patogene sulla fragola. In primis l'Orius per il controllo del tripide, sul fiore della fragola, e anche del Persimilis per il controllo del ragnetto rosso. Questi lanci si effettuano mediante delle bottigliette rilasciate proprio sulla pianta. Come insetti impollinatori usiamo molto i bombi, si vedono anche delle arnie all'interno delle serre, vengono messi a dimora all'incirca intorno alla fine di febbraio, quando iniziano i primi fiori, mentre le api attualmente le troviamo abbastanza in natura e quindi entrano senza dover mettere a dimora delle arnie. Secondo me il modo migliore per mangiare le fragole è proprio quando sono appena colte dalla pianta, con la giusta maturazione, così come sono, senza tanti condimenti, così. Il detto in veronese proprio legato alla raccolta è quando si dice siamo in furia,
nel senso c'è tanto da fare, siamo proprio in furia, vuol dire una giornata piena, vuol dire arrivare a casa stanchi morti, e anche lì il bello del lavoro, insomma, delle fragole. Per la mia azienda mi auguro la continuità. La continuità e il sapersi adattare agli eventi che succedono. Secondo me riuscire a dare continuità a un'azienda, riuscire ad adattarsi ai vari periodi e alle varie necessitudini è fondamentale.